Sono 22 i focolai ancora attivi in Veneto, intanto la nuova iniziativa della Regione per circoscrivere il virus, tamponi per le badanti che rientrano dai paesi di origine in Italia. Focolaio Covid a Feltre, ci si avvia verso la normalizzazione, dice il direttore del Dipartimento di Prevenzione di ULSS Dolomiti. Oggi l'azienda sanitaria ha autorizzato la riapertura dell'Eurobrico. Il virus continua a circolare, ma siamo di fronte alla coda dell'epidemia, dice il virologo di fama internazionale Giorgio Palù, che avverte: aspettiamoci nel mondo 50-100 milioni di infettati. Tragedia di Farra con la morte di una 14enne, la procura minorile ha aperto un'inchiesta, intanto l'addio alla ragazza potrebbe tenersi nel campo sportivo di Maser. Un uomo di 85 anni ha prima tentato di uccidere la moglie e poi si è tolto la vita, una tragedia che ha sconvolto la piccola comunità di Giarre di Abano Terme. La donna lotta tra la vita e la morte. Il figlio ne aveva denunciato la scomparsa ieri. Stamane i carabinieri hanno trovato il corpo senza vita della 70enne in un canale a Verona, indagini in corso per far luce sulla vicenda. Oltre €500.000 per il rilancio della cultura nei teatri del Veneto è l'accordo siglato tra Regione e istituzioni culturali del territorio. Bentrovati, buonasera telespettatori di Antenna 3. Sono i dati del contagio ad aprire questa sera il nostro telegiornale regionale, perché c'è un dato importante: sono 0 i casi positivi nelle terapie intensive del Veneto. È un dato che si aspettava da tempo. Adesso c'è l'ufficialità con il bollettino, con l'ultimo report di giornata della Regione del Veneto, con azienda zero, che possiamo vedere anche dal PC. Un caso di positività nelle ultime ore, tra le 8 e le 17 di stamane in provincia a Treviso, mentre salgono a 2012 i deceduti sia nelle strutture ospedaliere che in quelle territoriali e nelle case di riposo. Zero comunque i decessi negli ospedali nella giornata di oggi. Questo quindi il dato che dovevamo assolutamente riferirvi in apertura, nella giornata in cui il governatore Zaia, nel consueto punto stampa, ha annunciato tamponi gratuiti per le badanti di rientro dai paesi di origine, mentre arrivano a 22, sono 22 in Veneto i focolai attivi. Che abbiamo fatto partire una lettera a tutti i dipartimenti e faremo gratuitamente il tampone a tutte le badanti. Sì, che tornano ovviamente. È questa l'ultima mossa in ordine di tempo della Regione del Veneto per circoscrivere il virus, da qui il duplice appello. Chiediamo la collaborazione delle badanti che mi stanno ascoltando affinché sappiano che la collega che sta arrivando deve segnalarsi e glielo facciamo gratuitamente. Ai familiari degli assistiti di sapere che quando hanno la badante in arrivo facciamo il tampone, che è il sistema migliore per evitare casini. Ed è lo stesso Zaia a sminare il campo da equivoci e strumentalizzazioni. Non è un fatto di ghettizzazione, è un fatto di sanità pubblica. Del resto, il focolaio più esteso al momento in Veneto si è sviluppato attorno alla badante rientrata in pullman il 5 giugno scorso dalla Moldavia. 10 soggetti positivi individuati finora nel Padovano, tra cui l'anziana assistita e la figlia. L'altro focolaio è quello scoperto nel weekend a Feltre, all'Eurobrico. Per focolaio si intendono 2 o più casi generati dalla stessa fonte. In Veneto attualmente sono 22, un mese fa 132. I focolai sono in diminuzione da 135 a 22 in un mese, quindi oggi ne abbiamo 22 vivi. Vi ricordo solo 9 in casa di riposo, il resto sono tutti focolai, 13 sono i familiari. Zaia è ritornato sulla necessità di evitare assembramenti e sulla minore gravità dei casi attuali, che comunque si osserva nella quotidianità al di là delle beghe della scienza, ma c'è anche il fronte politico con 2 questioni calde. La prima riguarda il dibattito attorno al MES, il fondo salva stati per spese sanitarie. La scelta di aderire al MES, dire sì o no, spetta esclusivamente al governo italiano. L'altro fronte, le scuole paritarie, con le voci di alcuni esponenti del 5 Stelle che chiedono di non rifinanziarle. In Veneto, dice Zaia, sono oltre 1000, la metà delle quali in comuni senza scuole pubbliche. Io trovo scandaloso che ci sia una forza, perché sono i 5 Stelle se non ho capito male,
ma lo dico non per polemica politica, me lo chiedi te, che obietti sul finanziamento delle scuole paritarie. Quindi invito il governo a stanziare subito risorse e ricordare quando le stanze che noi facciamo risparmiare 200 milioni di euro all'anno. E a proposito del focolaio Covid a Feltre, ci si avvia verso la normalizzazione, afferma il direttore del Dipartimento di Prevenzione Cinquetti. I casi positivi sono complessivamente 6, negativi 18 tamponi processati nella notte. Oggi, dopo l'ispezione dello Spisal, l'azienda sanitaria ha autorizzato la riapertura dell'Eurobrico. Hanno dato esito negativo i 18 tamponi processati nella notte a completamento del contact tracing avviato dal Dipartimento di Prevenzione di ULS1 dopo la scoperta dei casi di positività riscontrati in 2 lavoratori dell'Eurobrico di Feltre. Nel punto vendita coinvolto nel focolaio epidemico stamattina c'è stata un'ispezione del personale dello Spisal che non ha evidenziato elementi di criticità e pertanto nelle prossime ore l'Eurobrico sarà riaperto. Nessun provvedimento è stato disposto invece per un altro negozio nel quale lavora una delle 6 persone coinvolte nel focolaio epidemico, visto che gli accertamenti hanno dato esito negativo. A Feltre abbiamo avuto un piccolo focolaio epidemico, vediamo questi focolai in tutti i paesi nella fase di coda pandemica, che ci ha portato ad indagare e quarantenare un numero abbastanza consistente di persone. In particolare, in prima battuta abbiamo eseguito 25 tamponi con le 4 positività di cui abbiamo parlato e successivamente ieri altri 18 tamponi che fortunatamente sono risultati tutti negativi. Ci avviamo quindi verso la normalizzazione. Non è però il momento di abbassare la guardia, dice il sindaco di Feltre Paolo Perenzin, che invita i cittadini ad attenersi ai comportamenti corretti dettati dalle disposizioni normative. E però oltre al distanziamento sociale, alla mascherina stabile, alla sanificazione delle mani, c'è un altro aspetto da tenere bene a mente e che purtroppo continua ad essere sottovalutato. Chiunque abbia sintomi respiratori anche lievi, mal di gola, tosse, febbre, non deve andare al lavoro, deve rimanere a casa, deve chiamare il proprio medico di famiglia, valutare la situazione, se necessario eseguire un tampone, perché queste persone potenzialmente hanno una coda epidemica, possono avere il virus Covid-19 e possono causare piccoli focolai epidemici dei quali certamente non abbiamo bisogno. E su questi focolai e più in generale sulla curva epidemiologica si è soffermato oggi nel corso della nostra diretta il professor Giorgio Palù, che ha toccato diversi temi importantissimi. Ha infettato più di 10 milioni diagnosticati nel pianeta, quindi aspettiamoci almeno 50 o 100 milioni di persone infettate. Il virologo Giorgio Palù disegna lo scenario che dobbiamo aspettarci da quella che dice essere la prima pandemia da coronavirus che conosciamo, virus che continua a circolare, sottolinea il professore, ma in questa fase ora a preoccupare sono i tanti piccoli focolai, 2 anche in Veneto, che si stanno registrando. Sono casi pauci sintomatici o asintomatici, non so della carica virale, ma ritengo che sia una carica relativamente bassa. Un virus come questo, che ha grande affinità con i nostri tessuti, è possibile possa trovare nella specie umana un nuovo serbatoio dove ripresentarsi, spiega ancora il virologo. Quindi c'è la possibilità che il virus permanga in maniera latente oppure che infetti nell'altro emisfero e possa ritornare. Se dovesse tornare siamo però preparati, chiarisce subito Palù. Sappiamo diagnosticarlo, trattarlo, stiamo sperimentando nuovi farmaci e testando vaccini. Il professore è poi intervenuto su quella che definisce una polifonia di voci, riferendosi all'acceso dibattito nella comunità scientifica sulla forza del virus. Non possiamo dire al momento che dal punto di vista del genetico il virus si sia indebolito, né tantomeno rafforzato. Quello che invece si può dire, chiarisce Palù, è che clinicamente le manifestazioni non sono più le stesse. Ho sottoscritto un documento che intendeva far chiarezza, certificare che il virus clinicamente è meno aggressivo e che ci sono almeno 10 lavori pubblicati che dimostrano che c'è una carica virale abbassata nei soggetti positivi e che c'è non solo una carica
ma che c'è una dose limite che permette la contagiosità. Quindi l'effetto patogenetico, quindi la manifestazione patologica, che è espressione della carica virale, è ridotto. Arriva poi una stoccata al professor Crisanti, che chiama il mio allievo e alle sue ultime dichiarazioni. In questo momento è poco responsabile evocare, come ho sentito fare dal mio allievo, parole come mattatoio tedesco, aspettiamoci una spagnola, ci sono stati milioni di morti. Ecco, direi che non siamo più ai tempi della spagnola. Quindi evocare questo vuol dire fare del terrorismo e non dare la giusta informazione. Il Veneto, conclude Palù, è pronto ad un eventuale ritorno del virus. Veneto che ha saputo affrontare nel modo migliore l'emergenza. Io credo che il merito vada scritto totalmente alla Regione e a chi ha avuto la capacità di governarla. I meriti sono della sanità regionale veneta e lo dico senza tema di smentita. E restiamo sul fronte sanitario perché c'è un'ultima ora. Daniele Donato, direttore sanitario dell'azienda ospedaliera di Padova, è stato scelto dalla Procura della Repubblica di Bergamo come consulente nell'inchiesta sulla gestione dell'emergenza coronavirus nella provincia bergamasca. La nomina segue quella del professor Crisanti. Apriamo adesso un'ampia pagina di cronaca. Cominciamo dalla tragedia di sabato sera a Farra di Soligo, perché la Procura minorile ha aperto un'inchiesta per chiarire il drammatico incidente dove ha perso la vita la 14enne Vittoria De Paoli. A terra ancora i segni indelebili di una tragedia impossibile da accettare. A casa di Vittoria un via vai di amici, di parenti, di persone che tentano di consolare due genitori ancora sotto shock. Don Carlo, parroco di Crespignaga, è andato a trovare la mamma ed il papà della 14enne. Papà dice che è innaturale per un genitore sopravvivere al figlio e credo che siano parole vere e condivisibili. Incredulità, rabbia e disperazione sono sentimenti che umanamente dei genitori provano, dice Don Carlo. Non hanno voluto vedere il luogo della tragedia, troppo dolore. Lungo quella strada, in quel preciso posto, si sono infranti tutti i sogni di Vittoria. Vittoria era molto attiva, vivace, quindi a maggior ragione ancora la presenza si sente che manca. Quindi la fatica di darci una ragione, perché non è possibile darsi una ragione. La Procura minorile di Venezia intanto ha aperto un fascicolo per fare luce sul drammatico incidente, mentre il Cafoncello sta lottando tra la vita e la morte l'amico 17enne di Vittoria, il giovane di Valdobbiadene che guidava la Vespa. Maser intanto si sta preparando a salutare l'ultima volta quella giovane solare, bellissima e piena di vita. Don Carlo ci spiega che a causa della normativa anti-Covid in chiesa potrebbero entrare solo una 60ina di persone, ma sono tantissimi gli amici che vorrebbero salutare Vittoria, così il parroco ha proposto di celebrare la funzione nel campo sportivo di Crespignaga per dare la possibilità a tutti di partecipare. I genitori hanno acconsentito, così come si è resa disponibile l'amministrazione comunale. Ora bisognerà attendere il nulla osta della magistratura. E vedere un po' insieme anche la modalità di vivere questi due momenti celebrativi, sia quello del funerale religioso, che di un saluto anche tra amici a questa amica. Rimane il ricordo di quella festa, dell'allegria, della spensieratezza dei 14 anni, dove tutto sembra possibile, di quei momenti magici, di quei sogni che sono rimasti lì, lungo quella strada. E c'è un'altra comunità nella Marca profondamente provata da due tragici lutti, quella di Sanfior, l'ultimo sabato pomeriggio con la morte in casa di un 18enne. Cercano l'epigrafe i cittadini di Sanfior, ancora increduli che Mattia da Ros non ci sia più, perché pare sempre impossibile morire ad appena 18 anni. La definiscono morte bianca perché Mattia sabato scorso era nella sua camera quando i genitori sono andati a cercarlo e l'hanno trovato disteso sul suo letto. Sarà l'autopsia richiesta dalla Procura di Treviso, che ha aperto un fascicolo sull'accaduto, a stabilire cosa sia successo a Mattia. Una verità che non consolerà i genitori, che questa mattina hanno ricevuto la visita del sindaco. L'immagine umana di una persona
che ti fa capire cos'è un figlio e cos'è quella perdita là. Una mamma che stringe un indumento del figlio e non ha ancora finito di versare lacrime. Nuove lacrime per i compagni di scuola di Mattia da Ros. Il giovane aveva frequentato il 4º anno dell'Itis Planck a Lancenigo e lui stesso aveva sofferto per la scomparsa del compagno di classe Nicolò Di Giacomo, il giovane di Casale morto lo scorso novembre in un incidente lungo Viale Felicent sulla strada per la scuola. Mattia abitava in questa villetta dietro al negozio del papà chiuso per lutto. Poco più in là un altro negozio chiuso e un altro lutto, quello per Adriano Lot, morto a 54 anni venerdì scorso per arresto cardiaco. Mi coglie in un momento che sono veramente affranto, perché questa mattina sono andato a visitare ben 2 famiglie, una per la morte del titolare della DMB, Lot Adriano, peraltro anche persona conosciuta con il calcio, e sono stato a visitare la famiglia del giovane 18enne che è morto. Devo dire che non ci sono veramente parole per commentare questi avvenimenti. Ho potuto vedere cosa vuol dire per una madre perdere un figlio, una madre che non riesce a finire le sue lacrime, è veramente un dolore immenso. A Verona è giallo, perché è stato ritrovato un corpo, recuperato un corpo nel canale Camuzzoni, il corpo senza vita di una 70enne. Da ieri non si avevano più notizie della donna, il figlio ne aveva denunciato la scomparsa alla questura. Indagano ora i carabinieri della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale per far luce sull'intera vicenda. Ed è stata una tragedia quella che ha sconvolto la piccola comunità di Giarre ad Abano Terme, quella accaduta ieri in tarda mattinata. Un uomo di 85 anni ha prima tentato di uccidere la moglie, poi si è tolto la vita. La donna è ricoverata in gravissime condizioni a Padova. Era parecchio tempo che diceva che non ce la faceva più. Sono stanco, non ce la faccio più. Conosceva bene Ottorino Pellegrini e sua moglie Diana, questa vicina che racconta con la dolcezza dell'amicizia e con il cuore di chi non crede che una simile tragedia possa essere accaduta a 2 passi da casa sua e a 2 persone che lei frequentava. 85 anni lui, una vita da autista di pullman e l'amore per la sua Diana di 15 anni più giovane. Poi alcune difficoltà di cui si parla sottovoce e quei terribili minuti in una domenica mattina di fine giugno, calda e afosa. Sono le 12:30 quando la donna riesce a telefonare al 112 e chiedere aiuto. Il marito, ancora seduto in soggiorno, le ha appena sparato in pieno petto. Lei non lo sa, ma lui nel frattempo ha rivolto la sua beretta 7,65 contro se stesso e si è tolto la vita. La tranquillità di questa strada chiusa, tante case e villette intorno, giardini, piccoli orti, piccoli cortili, viene sconvolta. Arriva l'ambulanza, arrivano i carabinieri. La donna viene trasportata in ospedale a Padova dove è stata operata. È ancora in prognosi riservata, le condizioni restano gravi. Per Ottorino non c'è più nulla da fare, è esanime, seduto sul divano, lui che aveva saputo farsi voler bene. Era anziano e poi aveva le gambe, era una persona comunque attiva, anche se era anziano così, era forte come coraggioso. Una vita normale la loro, raccontano i vicini, presenti in caso di bisogno. Abitiamo vicini, insomma, hanno avuto bisogno qualche volta anche di soccorrerli un poco, magari cadeva per terra o si facevano male. Qualche volta li abbiamo aiutati. La casa è chiusa, sul cancello i sigilli del tribunale che ne decretano il sequestro. Infinita la tristezza che questa tragedia porta con sé. E c'è un'altra tragedia di cui dobbiamo darvi conto, successa nel pomeriggio di oggi in Puglia, dove una turista vicentina di 44 anni è morta annegata nel mare di Porto Cesareo in Salento. La donna in vacanza con la famiglia è andata a fare una nuotata, ma dopo una ventina di minuti, non vedendola rientrare, il marito si è preoccupato e a nuoto è andato a cercarla, scoprendo che la moglie aveva perso conoscenza. Una volta riportata a riva, la donna è stata soccorsa dai sanitari del SUEM che le hanno praticato le manovre di rianimazione, ma non c'era più nulla da fare. Oltre $500.000 di euro per il rilancio della cultura nei teatri del Veneto, con una implementazione delle produzioni come spinta per la ripartenza post-Covid, è l'accordo raggiunto tra Regione del Veneto e istituzioni culturali del territorio.
550.000 euro la cifra stanziata dalla Regione per il rilancio culturale del Veneto e la ripresa degli spettacoli dal vivo nel territorio regionale. Fondi con cui si cerca di dare conforto anche alle maestranze del settore, a loro volta, come è noto, fortemente colpite dal Covid. Sì, perché dietro al lavoro degli artisti c'è il lavoro silenzioso ma importantissimo delle maestranze, dei tecnici. Ebbene, tutto questo mondo ha bisogno di riprendere a lavorare e quindi il nostro sostegno va proprio nella direzione di far ripartire tutte queste attività e far ricominciare anche queste persone a lavorare ed avere un ritorno di capacità economica. 4 le istituzioni culturali venete coinvolte, specie nell'implementazione della produzione: il Teatro Stabile del Veneto, il Comunale di Vicenza, Arteven e FITA, la Federazione del Teatro Amatoriale. Per portare una ripartenza rispetto a quello che è un filo con il pubblico che è stato interrotto. Dobbiamo riallacciare questo filo e lo faremo con centinaia di rappresentazioni che andranno nelle nostre piazze e nei teatri grandi e piccoli della nostra regione. Accordo che vede una produzione di 200 spettacoli in più per lo Stabile del Veneto, prodotti da compagnie venete, di cui un centinaio fuori dalle sedi istituzionali e nei territori comunali. È un'azione che per la prima volta mette insieme diversi soggetti, quindi ci aspettiamo anche che i risultati possano ottenere una moltiplicazione di effetto proprio dal fatto di fare sistema. E un cartellone di oltre 80 rappresentazioni per il Comunale di Vicenza. Il pubblico sta rispondendo benissimo, nel senso che noi abbiamo aperto ieri le richieste, le vendite, in alcuni casi di alcune promozioni di spettacoli, e il pubblico risponde perfettamente, ha voglia di tornare al teatro, anche se molti hanno paura ancora. Finalmente produzione e distribuzione insieme. Era un matrimonio auspicabile, adesso è un fidanzamento e quindi stiamo lavorando su progetti per il territorio ha i suoi stakeholder, le sue richieste e noi abbiamo una capacità di interpretarle. Purtroppo in chiusura dobbiamo darvi conto di un'altra tragedia. È giallo sulla morte di una 36enne di Bassano del Grappa, trovata senza vita sul sedile posteriore della sua auto, una Volkswagen Up parcheggiata lungo via Monsignor Negrin. All'uscita del distretto sociosanitario, da una prima verifica del medico legale, pare che all'origine del decesso ci sia un'overdose. Nessun segno da una prima analisi di violenza. La donna, nota come tossicodipendente, sarebbe morta da almeno 12 ore e nessuno si sarebbe accorto di lei sino al primo pomeriggio di oggi. In mattinata sarebbe dovuta recarsi al SERD per una visita di controllo. È stato proprio un medico del centro che a fine turno ha notato attorno alle 14 il corpo della 36enne nell'auto sotto il sole cocente. La donna però non dava più segni di vita. Vi ricordo l'appuntamento di questa sera in studio con il nostro vice direttore Ferdinando Avarino. C'è Ring, la politica alle corde, con Maurizio Paniz, avvocato, Marco Bonetta, giornalista del Corriere del Veneto in studio, Enrico Cappelletti, candidato governatore del Movimento 5 Stelle, Marco Marin, deputato di Forza Italia, Arturo Lorenzoni, candidato governatore dell'area democratica, e ancora Sara Moretto, Italia Viva, Sergio Berlato, europarlamentare di Fratelli d'Italia, Alberto Villanova, consigliere della Lega. Un parterre molto ricco, tante anche le questioni calde, tutte sul tavolo di Ring, la politica alle corde, con Ferdinando Avarino, ve lo ricordo, a partire dalle 21:15 in prima serata. Adesso per noi ci sono le previsioni del tempo. Vi ringrazio per l'attenzione, buona serata. Bentrovati al meteo. Continua l'ondata di caldo africano, ce ne siamo accorti nei giorni scorsi con l'arrivo di temperature sempre più alte e sarà così anche nell'ultimo giorno del mese. Nel dettaglio sul Veneto la grafica di martedì 30 giugno ci mostra un ampio soleggiamento su tutti i settori, cielo sereno al massimo poco nuvoloso, qualche addensamento sulle Alpi dove non si escludono dei temporali di calore. Clima caldo con temperature minime fino a 22 gradi, valori massimi compresi invece tra i 27 e i 32 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui il cielo sarà localmente coperto al mattino ma senza piogge degne di nota, più sole invece a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra i 21 e i 23 gradi, massime invece tra i 29 e i 31 gradi.
Infine poche novità sul Trentino Alto Adige con tanto sole, solo con qualche precipitazione sui settori di confine a partire dalle ore pomeridiane. Temperature minime sui 18 gradi, massime sui 30-31 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Arrivederci.